Veneto che vorrei? Vorrei un paese in cui non ci sia corruzione. Perché? Perché uno che lavora tanto è giusto che prenda i soldi dovuti in base al suo sforzo e non che vadano buttati via a Roma come sta succedendo tuttora. Voglio dare un futuro alla mia famiglia, ai miei nipoti e eventuali figli che avrò, e non sapere neanche che cosa succeda domani, perché da qui a domani ormai può succedere di tutto. Non voglio che gente come i clandestini che entrano ed escono dall'Italia senza frontiere, senza nessun filtro tra le acque territoriali e il nostro paese. Ci devono essere i dovuti controlli a queste cose, invece adesso è un continuo via vai senza fine. E come lo vedi il prossimo Veneto? Il prossimo Veneto lo vedo fiero perché la gente che si sta battendo la vedo fiera come me in quello che sta facendo, nel cammino che si è intrapreso, ed è convinta di questa strada che si sta percorrendo. Fra quanti anni saremo indipendenti? È una domanda, io spero già domani, però quanti anni? Realisticamente. Realisticamente entro 5, così, però speriamo prima. Ok Mattia Rigo, grazie mille. Grazie a te.